Signore e signori, un applauso per il gruppo folk di Samassi. Eccoli qua. Con le note di Gianfranco Carboni li ospitiamo qui sul palco. Anche loro prendono posizione e li ammiriamo questa sera. Allora, di questo gruppo due cose mi hanno colpito in particolare. Intanto i colori diversi del Sabarrita. C'è chi la indossa nera e c'è chi la indossa rossa. Secondo te perché, Maria Giova? Non saprei, però tu sei l'esperta di tradizioni popolari, dimmi un po' che ora sono curiosa. Allora, non lo sapevo neanche io, però ci sono arrivata a intuito. I neri sono o sposati o vedovi, per forza. Ecco. Mentre i rossi sono celibi, giusto? Si vede dall'età. Si vede dall'età, esatto, giovanissimi. Un'altra cosa invece che mi ha colpito è il nome di questo gruppo, si chiamano Subottavi. Il nome è stato scelto per una doppia valenza. Intanto il gruppo non ha radici lontanissime perché nasce nel 2001, quindi nasce già con l'era di internet, per cui la scelta del nome ha doppia valenza, una antica e l'altra più moderna. Subottavi perché Samassi, centro del Campidano, è centro anche di case campidanesi con i loro portali ampi e bellissimi. Mentre invece, in chiave moderna, si può leggere Subottavi come il portale che apre appunto le porte del mondo e le porte a internet. Ecco, questo particolare del gruppo di Samassi mi ha colpito moltissimo. Io auguro a tutti loro, intanto la presidente di questo gruppo è giovanissima ed è questa ragazza che c'è qua al centro, per cui auguro a tutti un applauso a Valeria. Vi auguro una vita lunghissima per questo gruppo e buona esibizione. Il gruppo folk San Biagio porta fortuna, avete visto la loro storia lunghissima di 40 anni, altri 40 ce ne saranno perché io tornerò qua con Subacquolo a festeggiare con voi. E però adesso vai, ci ammiriamo Samassi!